è la storia dell'immigrazione italiana in questo paese, che è iniziata dal principio del 1800, quando le prime comunità si avvicinavano a questa terra delle meraviglie e attratti dalla grandissima lo sviluppo e la grandissima estensione del territorio, che faceva sì che fossero necessari moltissimi migranti in tutti i settori, in tutti i campi, e quindi con l'arrivo delle prime navi, principalmente liguri e piemontesi, iniziò questa, che io considero una meravigliosa storia degli italiani in Argentina, che per più di 200 anni hanno influenzato nel bene e ogni tanto anche nel male questo paese. Ecco, tra l'altro, questo che hai detto, solo introducendo il libro, ciò che hai detto appena pochi secondi fa, potrebbe già darci qualche spunto. Questo libro è interessante anche perché di spunti invece per la questione dell'immigrazione, per la gestione e per le politiche dell'immigrazione ne avrebbe tanti, perché attraverso la storia tu racconti anche come si fa una politica migratoria che sia utile sia a chi arriva, sia a chi riceve coloro che arrivano, no? Ma esattamente, infatti nel libro vengono descritti quelli che erano i fenomeni per attirare le persone nel paese, quale tipo di immigrazione gli argentini volevano, come gestivano l'immigrazione, con diciamo dei programmi governativi e una visione strategica che noi purtroppo in Italia, ma anche in Europa, non abbiamo. E qua stiamo parlando del 1860-1870, quindi molti anni fa. Ovviamente l'immigrazione è un fenomeno che non può essere bloccato, ma va gestito, va controllato, cosa che cercavano di fare gli argentini. E nel libro viene descritto cronologicamente, diciamo, partendo dai primi gruppi che si sono insediati nell'area di Buenos Aires, La Boca, a principi 1800, fino all'ultima immigrazione negli anni 70 e il loro inserimento. E come dicevo prima, ciò che hanno portato di buono, ma anche molti dei problemi che hanno causato, problemi che purtroppo vediamo anche oggi nell'immigrazione, un'immigrazione che non è gestita ma è subita. Soprattutto non si vede una visione strategica da qua a 20, 30, 40 anni di cosa si vuol fare di questa immigrazione. Ecco, uno potrebbe dirti, Caio, qui stiamo parlando di epoche lontanissime, fine 800, inizi del Novecento, e stiamo parlando quindi di fenomeni completamente diversi da quelli attuali. In realtà, leggendo anche il tuo libro, uno si rende conto che saranno passati 100-150 anni, ma i fenomeni migratori erano forse gestiti meglio in quell'epoca lì che non oggi. Ma diciamo, sicuramente il fenomeno in generale dell'immigrazione è un fenomeno che bisogna vederlo da due lati. Un lato si chiamano fattori push-pull, quindi da un lato capire il perché uno va via da un paese, e questo ovviamente lo tratto nel libro spiegando perché si andava via dall'Italia, e il perché si andava per esempio proprio in Argentina e non in Venezuela, un altro paese dove invece l'immigrazione italiana è iniziata ad arrivare solamente negli anni 40, fine anni 40. Ovviamente c'erano i motivi concreti, pratici. Quando si parla di immigrazione, una delle cose che si omette è quella di dire ci deve essere una necessità nel paese per emigrare. Per dare un'idea, nell'Argentina nel 1820 c'era una popolazione di circa 600.000 persone. Stiamo parlando dell'Argentina è circa 10 volte l'Italia. Questo è per dare un'idea della popolazione ridottissima che c'era e quindi la necessità che arrivassero immigrati. Se guardiamo invece la situazione adesso in Italia, vediamo una situazione assolutamente diversa, ovvero abbiamo problemi di lavoro, abbiamo tassi di disoccupazione altissimi, sia al nord che al sud molto più elevati, abbiamo problemi con i giovani che lasciano il paese, ovvero noi stiamo facendo entrare nel paese persone senza o quasi mai un elevato livello di scolarizzazione, quindi persone che dal punto di vista lavorativo non possono che impiegare i
livelli più bassi dei vari impieghi e stiamo perdendo la famosa fuga dei cervelli, stiamo perdendo giovani laureati, giovani preparati in gamba che parlano le lingue, che vanno, dopo che hanno studiato in Italia, praticamente a spese dello Stato, quando possono iniziare a produrre, vanno a produrre ricchezza in qualche altro paese, vanno in Medio Oriente, vanno in Inghilterra, vanno negli Stati Uniti, vanno nel Far East. E quindi rispetto all'immigrazione che si faceva 150 anni fa, vediamo che l'immigrazione in Italia adesso è una cosa molto molto diversa. Beh, avremo modo magari di riprendere anche specificamente questo tema, perché mi piacerebbe poi discutere con te anche delle odierne politiche dell'immigrazione, ma lo faremo in altra sede. Adesso mi viene da sfruttare il fatto che tu sei in Argentina e probabilmente anche fino a oltre il 10 di dicembre, no? Il 10 di dicembre si insedia ufficialmente il nuovo presidente, Javier Milei, il quale è andato al potere con una parolina che piace molto anche a noi di Radio Libertà, cioè la libertà, giusto appunto. Se non sbaglio il suo commento è stato "Viva la libertà, cazzo", a chiusura del discorso della vittoria. È una imprecazione quasi liberatoria, una parolaccia liberatoria. E uno dei suoi libri, se non ricordo male, si intitola proprio Libertà, 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 3 volte ripetuto. Lui è un economista anche di alto livello, no? È un riferimento anche all'inno argentino, il concetto di libertà. In che senso, secondo te, in base anche agli umori del popolo che hai potuto respirare girando in questi giorni per Buenos Aires, in che senso incarna la libertà Milei? Allora, diciamo che il personaggio Milei, che contrariamente a quanti molti credono, non è un outsider della politica. Cioè non è un Beppe Grillo che ce l'ha fatta, come ha detto qualcuno. No, diciamo che è una persona che da vari anni collabora con le istituzioni, è un economista che si può dire una faccia nuova, perché prima aveva avuto sempre era dietro le quinte. E chi si potrebbe dire nuovo è il vicepresidente Vittoria Villarruel. Vittoria Villarruel, sì, è una persona nuova, è una patriota, è cattolica, è figlia di ufficiali di un ufficiale che ha combattuto nelle Malvinas, quindi lei sì è un volto nuovo. Milei, come hai detto tu prima, è un economista che crede fermamente nei principi libertari e liberali, estesi quasi al massimo. E questa cosa ovviamente è vista bene perché in Argentina negli ultimi 20 anni, tolto una breve parentesi dove ha governato Macri ma non ha potuto governare perché la sinistra gliel'ha impedito, il kirchnerismo gliel'ha impedito o glielo ha reso molto difficile, e dopo 20 anni di statalismo la gente ha visto che questa maniera di portare avanti un paese non poteva che impoverire e causare il collasso economico, cosa che effettivamente è successo. Ricordiamo a chi ci ascolta che l'Argentina ha un'inflazione del 140%, la svalutazione è elevatissima. Io stesso quando sono venuto l'ultima volta, adesso sono passati pochi mesi, il peso praticamente ha perso il 60% del suo valore. Quindi la gente ha capito che queste politiche di socialismo, socialiste, progressiste, chiamiamole un po' come vogliamo, hanno solamente fatto male. Hanno fatto male all'economia, hanno fatto male agli imprenditori, hanno fatto male alla borghesia, e a beneficio del popolo che è aumentato il livello di povertà. Quindi teoricamente dicono di aiutare i poveri, ma ne creano molti di più, che controllano tramite i famosi bono. Bono sono una specie di reddito di cittadinanza, ci sono vari plan sociali, se hai figli, se non hai figli, e quindi le persone non lavorano, ma sono persone che potrebbero lavorare tranquillamente, quindi si è creato... Abbiamo avuto anche noi la tentazione di copiare sto modello, no? Come si sa. Esatto, però quello che dico sempre è che meno male che è durato poco tempo, diciamo è durato 2 anni, 3 anni, è stato praticamente un voto di scambio, perché venivano richieste, no? Nel programma elettorale veniva: se tu mi voti io ti do il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza che è una cosa obbrobriosa, non si può dare soldi a persone che possono lavorare e non lavorano, non vogliono lavorare, bisogna aiutare chi ne ha veramente bisogno,
ma non chi è giovane e non lavora per pigrizia, oppure perché gli conviene stare a casa sdraiato sul divano per 600 euro che andare a lavorare. Qua succede lo stesso, solo che c'è un problema quasi generazionale, perché questi tipi di sussidi vanno avanti da 20 anni, 30 anni, forse anche di più. Quindi la gente si è abituata e lo vedono quasi come un diritto. Come ti accennavo, io ho visto delle interviste dove le persone dichiaravano e dicevano: ma come, questi vogliono farci lavorare, il mio lavoro è prendere il plan social, cioè loro considerano che stare lì oppure manifestare per il plan social vuol dire Ecco, allora mi spieghi, Caio, come si concilia, diciamo, un habitus sociale così largamente diffuso con la parola d'ordine libertà? E come lo votano uno che promette di spezzare tutto questo? Perché come al solito ci sono due fazioni, diciamo, grosso modo, oltre una grande parte di indecisi, come la situazione politica in Italia più o meno identifica due poli abbastanza definiti, ma bisogna sempre ricordare che il 50% delle persone non vanno a votare, anche qua succede qualcosa di simile. Anche se queste elezioni c'è stata un'alta percentuale di votanti e tra l'altro Milei è stato eletto. Tecnicamente quello che ha fatto Milei domenica scorsa è un ballottaggio, perché delle persone più votate, le due più votate andavano al ballottaggio. Ballottaggio che si è chiuso con 10 punti di differenza, cioè più o meno 55 contro 45%, Sì. e questi numeri sono molto significativi perché nella storia argentina non si era mai verificato un presidente che avesse preso tanti voti, né un presidente che avesse vinto con un gap così marcato di più di 10 punti. Per tornare alla tua domanda, Sì. ovviamente qua si scontravano due sistemi. Uno è un sistema di economia controllata, oserei dire quasi sovietico, anacronistico, completamente fuori dal mondo, uno Stato E presente questa che era controllava. l'evoluzione kirchnerista del peronismo, diciamo. O comunque Esatto, è perché in poi proprio. anche, come hai detto tu l'altra volta, no? Quando si parla di peronismo, il peronismo è un po' una specie di brand, di marca, che ognuno se lo cerca di appropriare a proprio vantaggio. Qua si scontrava quindi da una parte, chiamiamolo la sinistra, il kirchnerismo, l'assistenzialismo, e da un'altra parte Cioè invece si Sergio scontravano. Massa, che era il ministro dell'economia uscente e il Esatto, rappresentante della lunga continuità in quella direzione, no? esatto. Sergio Massa lui è un camaleonte, la politica. Diciamo che lui non è kirchnerista. Ovviamente il nome kirchnerista viene dai coniugi Kirchner che hanno da 20 anni monopolizzato, io penso, nel male la politica argentina. Ricordiamoci che Cristina ha delle pendenze penali, ci sono gli scontri, come al solito, molto forti anche attraverso la magistratura, cose che pure noi abbiamo in Italia. Questa è un'altra cosa che io ho potuto scoprire e spiegare nel libro, che molti meccanismi che succedono in Italia o scontri che succedevano in Italia succedevano anche qua in Argentina e abbiamo molte similitudini. La similitudine più grande è che l'Italia e l'Argentina sono due paesi stupendi, potrebbero essere tra i migliori paesi al mondo, invece vivono in situazioni economiche quasi disastrate. Quindi lo scontro era fra liberalismo, Sì. cioè investimenti, la libertà di fare impresa. Qua adesso è molto difficile addirittura importare pezzi di ricambio, è molto difficile avere valuta per pagare all'estero, è molto difficile importare qualsiasi oggetto da rivendere, ci sono dei dazi molto molto alti, è molto difficile fare pagamenti all'estero, come ricevere pagamenti, quindi tutto questo caos non ha fatto altro che irrigidire il sistema economico argentino. D'altra parte, Milei invece si proponeva per fare esattamente il contrario, cioè liberare. Liberare vuol dire, lui si definisce un anarco-liberale, libertario. Lui ha, durante il programma elettorale, l'ho detto varie volte, anche delle idee abbastanza forti che hanno fatto breccia. Qualcuna io personalmente, come ti dicevo l'altra volta, non sono molto d'accordo, su altre, specialmente quelle che riguardano gli sprechi, l'efficienza dello Sì. Stato, la burocrazia e la struttura statale, che qua è anche lì
poco efficiente, molto grande e poco efficiente, lui ha detto che la deve rivedere. Lui ha parlato, per esempio, di una delle cose che definisce Sì, assolutamente non discutibile, la chiusura del Banco Centrale, no? sì, della Lui, banca centrale, insomma, esatto, la Banca Centrale, esatto. come se Lui, fosse la banca centrale europea o la Banca d'Italia. esatto, la Banca d'Italia Argentina, lui dice che va chiusa, veramente non la chiuderà, sicuramente verrà sostituita da in qualche modo dalla Banca Mondiale. Questa è una cosa che preoccupa molto. Luis Beh, Caputo, che se non il sbaglio, lui ministro. aveva proposto anche di eliminare il sistema della riserva frazionaria, cioè in pratica di lasciare le banche completamente libere di gestire il proprio ammontare di risorse raccolte, senza un minimo di sicurezza, no? Un modello di free banking totale a proposito di libertà, banca libera completamente, dollarizzazione e chiusura della banca centrale. Non so Sulla banca, quante. Eh, scusami, no, dicevo, sulla prego, banca prego. libera bisogna fare attenzione, perché poi paradossalmente se andassero tutti a ritirare i soldi, voglio vedere cosa gli dicono, ma a parte questo c'è una continuità anche dal punto di vista economico con un certo liberalismo che a molti preoccupa. Per esempio, dicevo prima, Luis Caputo, che sarà il ministro dell'economia, è una persona che già aveva lavorato prima Ecco, con te lo Macri. volevo chiedere, infatti, ti volevo chiedere una cosa apposta sul candidato, sarà lui il ministro dell'economia, no? Caputo. Sempre Ci, sì. ci ritorniamo sopra se vuoi dopo perché questo merita un Bene. approfondimento, però tu stavi delineando uno scenario di competizione a due sostanzialmente. Lui l'ha un po' spezzata questa competizione a due, anche se poi mi pare di capire i numeri gli imporranno di stare dalla parte dei liberali e dei conservatori che erano già sulla scena, perché se non sbaglio qualcuno l'ha definito un presidente debole, personalmente forte, ma debole in Parlamento perché potrà contare il suo partito, la Libertà Avanza, su 6 seggi su 72, se non sbaglio, al Senato e 38 su 257 alla Camera, cioè un'assoluta minoranza. Per governare chi dovrà tirare in barca? Milei? Allora, la politica in Argentina è spaccata in due più o meno, nel senso che da una parte c'è quello che potremmo definire a sinistra, dall'altra parte a destra. Non è proprio così, ci sono i partiti giustizialista, è un pochino, diciamo, complicato, ma per renderla facile, diciamo che ci sono questi due gruppi. Quindi Milei sicuramente cercherà di avere l'appoggio per portare avanti le sue riforme dalla destra, quindi da Macri, dalla Bullrich, che in qualche modo erano contro. Una cosa da evidenziare, molte persone qua hanno votato, specialmente i giovani, perché volevano una speranza che non poteva venire dal kirchnerismo che aveva governato in questi ultimi 20 anni, e quindi la persona che poteva rappresentare la Quindi è vero speranza che per l'hanno votato i giovani, no? È stato detto anche questo. È è vero. vero, l'hanno votato principalmente i giovani che comunque non hanno futuro, non vedono futuro, molti stanno andando via dal paese, e questo si ricollega ancora una volta al discorso del libro, no? Capire adesso, dopo 2 o 3 generazioni, ci sono i nipoti degli italiani che percorrono il cammino dei loro bisnonni e i loro avi al rovescio, quindi cercano di ottenere la cittadinanza italiana per poter poi emigrare con più facilità sia in Europa, Italia, molti emigrano anche in Spagna per questioni di lingua, e quindi paradossalmente dopo 3 generazioni tornano indietro e lasciano la terra che invece i loro nonni avevano cercato. Quindi i giovani, per cercare un futuro, hanno deciso di votare Milei. Poi la classe, diciamo così, produttiva, i lavoratori, gli impiegati, molti di loro hanno votato Milei. Perché? Perché sono le persone tassate che poi vedono queste tasse distribuite come prebende alle persone in cambio di voti, e quindi non gli va bene questa storia. Tra l'altro queste persone sono persone che spesso sono molto ben organizzate, quindi si chiamano piqueteros, sono queste associazioni di lavoratori che formano gruppi molto grandi, che bloccano le strade, creano problemi, cortan las vías, come si dice qua, e quindi le persone che devono andare a lavorare giustamente protestano, e è una situazione molto molto tesa, perché da una parte c'è gente che non fa niente, che causa problemi a questi
lavoratori, e ci sono i lavoratori che sanno che questi qua prendono soldi grazie alle loro tasse. Quindi era uno scontro anche ideologico questa elezione. E Milei, ha vinto in maniera, certe persone dicono sorprendente. Se uno faceva attenzione c'erano segnali che potevano indicare una sua vittoria, non forse così grande la differenza, qualcuno dice qualche punto, 10 punti invece sono veramente Ecco, tanti. torniamo al discorso economico, che è fondamentale, mi pare di capire, nell'affermazione di Milei, no? Dicevamo che il suo futuro ministro dell'economia certamente sarà Luis Caputo, che era stato denominato il Messi della finanza, Ministro, con riferimento al calciatore Leo Messi, no? Milei lo ha scelto come ministro dell'economia. Lui è considerato uno specialista di finanza, di mercati finanziari, un trader, per dirla all'americana. E nel governo dell'ex presidente Macri, tra il 15 e il 19, già ricoprì ruoli ministeriali, in qualità di ministro delle finanze, per poi passare alla guida della banca centrale che Milei vorrebbe abolire più o meno. Si distinse, così lo ricordano, per una politica di indebitamento finanziario sui mercati che non fu esattamente un successo perché portò al crack del 2017 e quindi alla necessità di ricorrere a un prestito, 56 miliardi di dollari, presso il Fondo Monetario Internazionale. Se ne va dalla Banca Centrale tra giugno e settembre del 18 e fu criticato molto severamente all'epoca dallo stesso Milei, il quale Milei disse Caputo ha dilapidato 15 miliardi di dollari irresponsabilmente. Allora, è la persona giusta? Cos'è cambiato? Oppure c'è una riedizione in Argentina di quello che è stato da noi la tragicommedia del ministro Savona, te la ricorderai, no? Indicato come ministro dell'economia, ma poi non piaceva all'establishment e quindi è stato chiamato un Caputo di turno, diciamo così. In Argentina chiamano questo qui perché non deve fare danni? Perché cos'è successo? Luis Caputo non è, come lo hai descritto te, non è che sia anche lui una persona nuova, è una persona che in qualche modo appartiene già Cioè ha una funzione di garanzia presso le elite, diciamo, presso gli ambienti internazionali, presso il Fondo Monetario, presso gli Stati Uniti, presso la finanza? Stai toccando un punto molto importante, ovvero Luis Caputo è stato a Davos, ha contatti con altre istituzioni mondiali e anche Milei è un uomo del nuovo ordine mondiale. Quando lui ha fatto il suo discorso ci sono stati dei punti che ha toccato. Io ho sentito un video molto interessante di José Ricardo Pierpaoli, che è un argentino che ha fatto un'analisi del discorso programmatico di Milei, descrivendo chi era Milei e soprattutto lui si è fatto le domande, perché per esempio lui la posizione su determinati punti del Foro economico mondiale, la quarta rivoluzione industriale e su delle politiche, quelle che vengono spinte a Davos per capirci, non ha detto nulla su questi argomenti. Lui ha ripreso anche per esempio il discorso del Papa sul Laudate Teum, dicendo che alla fine ci sarà un'autorità mondiale unica e forte. Anche in questo lui non si è espresso, cioè Milei è sicuramente un uomo dell'establishment, tanto per dirti, lui è subito andato negli Stati Uniti, lui è molto vicino agli Stati Uniti, ha già detto che lavorerà. Primo viaggio a Washington, subito, prima ancora Esatto. di insediarsi, diciamo. E poi ha avuto anche un sacco di rapporti, molti rapporti con la comunità israeliana e con gli ebrei argentini. Ha fatto notare qualcuno che ha snobbato Lula, che era una tradizione, invece che il presidente argentino andasse a salutare il presidente brasiliano. Allora, proprio per spingere questi principi libertari, lui ha dichiarato varie volte che lui con governi dittatoriali di sinistra, dove le libertà vengono oppresse, lui non avrà rapporti. Tra questi, ovviamente, ha messo il Salvador, ha messo il Venezuela, con Maduro, con la Colombia di Petro siamo lì, tocca non tocca. Diciamo che bisognerà capire quanto poi possa veramente riuscire a mantenere politiche internazionali, anche perché consideriamo che la cartina, se uno dovesse dipingere
fra destra e sinistra in Sud America è al momento sicuramente sbilanciata molto a sinistra. Il Paraguay è l'unico altro paese che c'è e l'Ecuador è piccolino. Quindi queste sue politiche lui le ha dette, ha detto chiaramente che lui non voleva avere rapporti con questi paesi o limitarli al massimo, come ha detto anche per esempio che lui vorrebbe spostare l'ambasciata argentina in Israele, spostarla a Gerusalemme. A Gerusalemme. E sarebbe anche questo, come al solito, è più un segnale che non una cosa pratica, che potrebbe però avere delle ripercussioni abbastanza importanti. Quindi gli uomini, e lo stesso Milei, ripeto, sono uomini del nuovo ordine mondiale, sono uomini comunque che, come hai detto tu prima, si muovono molto bene negli ambiti della... Ecco, a proposito però di questo, tu, ecco, scusami, non era per interromperti, però volevo farti due domande. Allora, la prima, è un vero cambiamento alla luce di quello che stai dicendo anche tu adesso, no? In fondo, diciamo, non rappresentano Milei e i suoi una minaccia per l'ordine mondiale, anzi, ne sono parte, diciamo, no? Per quanto in maniera molto effervescente, colorita e diversa dal solito. Secondo punto, lui ha detto, se non sbaglio, ha spiegato il suo successo con queste parole. Oggi la gente ha scelto fra tornare al liberalismo di fine Ottocento, quando l'Argentina era la maggior potenza mondiale, o continuare con l'attuale casta politica corrotta e ladrona per diventare da qui a 50 anni la più grande viglia miseria, cioè la più grande favela del mondo. Ti convince, tu che sei nato in Argentina e conosci l'Argentina, questa lettura dei fatti? E poi il liberalismo di fine Ottocento è riproponibile oggi? Non mi sembra esattamente la stessa ricetta che propone Milei, no? Al di là dei paragoni suggestivi. No, allora Milei fa riferimento alla Costituzione argentina del 1853, che è una Costituzione molto liberale, e a uno dei politici più importanti si chiama Alberti. E loro, diciamo, l'Argentina nasce sulla base proprio della libertà, cioè il fatto di arrivare qua, poter costruire, poter fare impresa, poter fare investimenti. C'erano relativamente pochi vincoli, c'era una grande mobilità nella classe sociale. Tu potevi arrivare qua magari da contadino, avevi la possibilità che i tuoi figli studiassero e i figli magari diventavano dottori oppure imprenditori oppure industriali. Quindi è una cosa che purtroppo in Italia stiamo perdendo, no? Questa capacità di crescere nella gerarchia sociale. Quindi lui quando parla di libertà parla ovviamente facendo riferimento all'Argentina, un'Argentina che non esiste più, un'Argentina che stiamo parlando del 1850, 60, 70, quindi un secolo e mezzo fa, un'Argentina e un mondo anche completamente diverso. È vero che la gente lo ha votato perché lui spinge sulla parola libertà, libertario e eliminare tutti i fronzoli, i blocchi, i limiti che lo Stato impone per poter fare impresa, per poter fare investimenti. C'è anche la preoccupazione però, perché l'altro rovescio della medaglia è se tu segui le politiche del Fondo Monetario Internazionale o segui le politiche troppo liberali, ci possono essere ripercussioni. Certo. La gente pensa che certi settori dello Stato devono essere comunque controllati dallo Stato, non so, l'educazione, la salute, la difesa, la rete strategica, per esempio, delle... Lì mi sembrava che lui avesse propositi di privatizzazione molto spinti, ma già un po' ricondotti indietro, diciamo, no? Allora, ricordiamoci, Giulio, che già una ventina d'anni fa ci furono diverse privatizzazioni, 25 anni fa ci furono diverse privatizzazioni. Negli anni 90, insomma. Esatto, che però non portarono i risultati, cioè E non portarono credo che il popolo argentino se le ricordi con favore quell'epoca. assolutamente, perché se ne ricorda come l'arricchimento di poche persone a discapito di tante altre che hanno visto la loro situazione economica peggiorare. Tra l'altro ci sono delle peculiarità in Argentina che dal punto di vista economico sono assolutamente da rivedere. Per esempio,
l'università in Argentina non si paga. Quindi cosa succede? Vengono a studiare in Argentina boliviani, peruviani, brasiliani, senza spendere assolutamente niente. E com'è che sta in piedi? Ecco, sta in piedi perché l'Argentina paga comunque in qualche modo, a parte il deficit, l'Argentina è un paese ricco, poi che i soldi vengano sprecati, non vengano investiti è un altro discorso, però questo per far capire come l'Argentina, sempre in nome, no, di queste garanzie, l'educazione argentina era molto molto buona, era fra le più elevate in tutta l'America Latina, tutto il Novecento, sia a scuola secondaria che all'università. Essendo gratis, cosa fanno adesso le persone? Vengono qua, studiano, quindi costa allo Stato argentino e queste persone poi tornano nei loro paesi dove possono esercitare, possono lavorare. Più o meno la stessa cosa succede anche negli ospedali. Vengono persone dall'estero, specialmente dai paesi più poveri, quindi la Bolivia, Paraguay, il Brasile, vengono a fare trattamenti medici complessi, operazioni o a partorire addirittura in Argentina, perché comunque i medici sono preparati, le infrastrutture più o meno ci sono e soprattutto non pagano niente. Ecco, questo secondo me non ha senso, perché dovrebbe essere dedicato Quindi, agli diciamo, argentini. allora non vuol dire privatizzare, vuol dire introdurre qualche minimo di regola razionale. Ecco, e questo bisogna vedere, perché il privatizzare ha portato sicuramente a un decadimento di molti servizi e l'arricchimento di tante persone, a scapito del popolo, chiamiamolo così. Qualche accorgimento, qualche aggiustamento sicuramente è necessario. Come li farà? Quanto tempo ci metterà? Lui parla di shock, qua si parla, io ho letto dei giornali e mi sono divertito a leggere qualcuno, ad esempio qua ce n'è uno, questo è di ieri, dove si parla di una manifestazione che c'è stata e si preparano già a protestare contro Milei. Qua dice piqueteros marciarono e già preparano una protesta contro Milei. Piqueteros sono quelli che accennavo prima, Sì, che bloccano le strade, no? E qua dicono se mobilizzerà il 19 e 20 dicembre. Cioè anche questo paradossalmente sembra un po' in Italia, no? Quando Giorgia Meloni aveva vinto le elezioni e il giorno dopo già c'erano gli scioperi, le proteste, se vi ricordate quella scuola mi sembra di Milano, di Torino, dove gli studenti protestavano e Giorgia Meloni non aveva nemmeno ancora giurato come Presidente del Consiglio. Qua succede la stessa cosa, stanno già protestando e perché? Perché Milei non piace. Anche da questo punto di vista è curioso vedere le similitudini con l'Italia, perché pure qua la sinistra, quando perde le elezioni, chiama al broglio, chiama non so, al problema della democrazia, la democrazia in pericolo, esattamente le stesse cose che abbiamo visto in campagna elettorale, poi quando ha vinto il centrodestra in Italia. Quindi anche qua ci sono stati appelli alla democrazia per evitare addirittura paragoni con le dittature del passato. Quindi da questo punto di vista si usano gli stessi meccanismi, quello di attaccare l'avversario, denigrarlo, dire che è in pericolo la democrazia. Detto questo, poi bisogna capire, perché tutti questi signori ovviamente vedranno i loro privilegi eliminati o ridotti in maniera drastica, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, e lui ha anche parlato di chiudere molti ministeri. C'è un video che è diventato virale dove lui passava c'era un muro dove lui aveva attaccato tutti i nomi ministeri e lui li prendeva e diceva ministero via, ministero della donna via, ministero della famiglia via. Mi viene in mente il falò delle leggi di Calderoli di qualche tempo fa, fate le debite proporzioni, diciamo. Ecco. Oppure la motosega, bisognerà capire dove la usa la motosega, per tagliare cosa, no? Effettivamente, al di là dell'immagine suggestiva. Diciamo che lui ha un compito molto molto difficile. L'economia argentina è perché dire taglio, riduco, eccetera, è abbastanza facile. Uso la motosega, l'immagine è molto comunicativa, potente. Sì, ma cos'è che tagli? Dove? Come? In che modo? L'idea della motosega era tagliare gli sprechi, tagliare le inefficienze. È stata qualcosa, no? In linea di principio è condivisibilissimo. Il come fa la differenza.
Infatti vedremo cosa riuscirà a fare, vedremo soprattutto come lo farà, perché la situazione economica è molto delicata e comunque qualsiasi meccanismo di miglioramento deve essere implementato in Ecco, maniera... Caio, tu hai 10 minuti ancora, perché io vorrei toccare altri tasti per restituire un quadro veramente il più possibile completo di questa figura nuova che ha molto colpito, perché comunque è uno dei fenomeni, diciamo, più nuovi sulla scena politica internazionale, sicuramente, no? Allora, altro aspetto, è stato detto, io chiedo conferma a te naturalmente, che ci fai da inviato in questo caso e da osservatore sul campo, è stato detto che lui, a differenza di tante destre a livello planetario, non è affatto spaventato dall'immigrazione, non tocca il tasto dell'immigrazione, nemmeno come Trump, a differenza anche dello stesso Trump, con cui pure ha qualche affinità. E mostra su questo un profilo molto più, tra virgolette, moderno, così come è moderno in tema di libertarismo, cioè di diritti civili, la libertà sessuale individuale sopra di tutto, le quote per le minoranze, qualunque siano, no, dice Milei, che è anche contrario ai discorsi collettivisti da neofemminismo o da gruppi LGBT. Si dice anche contrario all'aborto, però in virtù di un libertarismo acuto, cioè perché anche i non nati hanno la libertà civile, dovrebbero decidere loro, insomma, no? Allo stesso modo è contrario a tutte le politiche del correttismo politico, le politiche woke o appunto politicamente corrette, no alle chiusure sanitarie, ai lockdown, e no alle soluzioni stataliste per affrontare in maniera dirigista il tema del cambiamento climatico. No? Il quadro è corretto? Dov'è Allora, il che quadro c'è è da corretto e aggiungere ci o sono togliere tanti... qualcosa? Lui aveva anche dichiarato che era a favore di vendere gli organi, quindi di fare Sì. business con gli organi. E diciamo che, come avviene spesso e volentieri, bisogna capire fra quello che è stato detto in campagna elettorale e quello che veramente lui farà o riuscirà a fare, quanta differenza c'è. Come hai detto tu prima, lui è un personaggio assolutamente non politically correct. Ci sono video, io ho sentito qualche sua intervista dove lui attacca, lui lo chiama lo surdos, i sinistri, no? In maniera fortissima, evidenziando i limiti delle loro politiche, insultandoli in maniera molto molto forte. Ha definito il Parlamento la madrighiera è la tana dei topi, quindi è un personaggio sicuramente non politically correct, del quale tendenzialmente non gliene frega niente di essere politically correct. Sui temi sociali, lui, tornando al discorso della libertà, lui crede nella libertà di ognuno. Ha detto tante volte, per esempio sul tema dell'omosessualità o di sentirsi qualsiasi cosa, ha detto a me non me ne frega niente, tu puoi sentire quello che vuoi, non me ne frega assolutamente niente, basta che non me lo fai pagare. Che mi sembra che sia un discorso abbastanza lineare. Per pagare ovviamente si intende che lo Stato in qualche modo debba poi contribuire attraverso spese non so, sanitarie a questi tuoi cambiamenti. Tu ti vuoi sentire un carciofo, sentiti un carciofo, non me ne frega niente, basta che non mi rompi le scatole. Questo è un po' il concetto. Per quanto riguarda tutte le questioni LGBT e così via, ci sono stati degli sprechi in quest'ultimo anno, c'è stato questo ministero della donna che è servito solamente per sperperare denaro pubblico. Sono aumentati gli stupri, sono aumentati i femminicidi, sono quei ministeri che vanno di moda per la woke culture, che sono assolutamente inutili. Purtroppo anche in Argentina c'è questa ondata di femminismo assolutamente anacronistico. La soluzione ai problemi ovviamente non passa attraverso la manifestazione, il riconoscere due mamme per un bambino, passa attraverso l'educazione, passa attraverso la cultura, passa attraverso il rispetto. È un po' come quando anche la gente parla del patriarcato, e qua sicuramente la situazione sono più indietro rispetto all'Europa, all'Italia. Anche in Italia si sentono dire delle idiozie grandissime. Purtroppo ci si accoda invece di avere il coraggio di parlare, discutere. Io sono andato a vedere dei numeri, per esempio, a proposito del patriarcato, ho avuto
contezza che in Italia si laureano più donne che uomini, come in Italia al liceo, a scuola secondaria, si diplomano più donne che uomini. Quindi già questo è un chiaro segnale di non esistenza del patriarcato, perché se ci fosse veramente patriarcato, le donne non si laureerebbero nemmeno. Diciamo che il Detto questo, patriarcato forte lo troviamo a Gaza o in quei regimi lì, diciamo, grosso sì, modo. il bello è che quei regimi lì paradossalmente vengono difesi da questi gruppi LGBT, queer e così via, che tifano per una parte politica, ma se queste persone fossero in quel paese verrebbero, non so, buttate giù da un Questa palazzo. è sì, ma non ne parlavamo con una collega da Tel Aviv l'altro giorno, non per metafora, proprio buttati giù fisicamente da un palazzo, perché questo E poi succede vengono agli presi. omosessuali. Esatto. Allora, tornando invece in senso stretto, diciamo, alla figura di Milei, volevo chiederti questo. È vero che la questione immigrazione non è così rilevante in questo momento in Argentina e non lo è stata quindi anche per la sua elezione? Punto secondo, l'ordine pubblico, la sicurezza. Ha fatto proposte specifiche su questo punto perché so che comunque anche quello è un tema rilevante. Non so se come da noi, più di noi, però insomma. Allora, rispondo a tutte e due le tue domande in maniera telegrafica. L'Argentina è un paese abituato agli immigranti. L'Argentina è un paese che nasce grazie agli immigranti. Ovviamente anche loro, tra avere immigranti che comunque avevano delle professionalità in tutti i settori, dal cuoco al manovale, al meccanico, e che venivano da tutto il mondo, qua ricordiamo che la, la percentuale di discendenti stranieri è quasi il 90%. I veri autoctoni sono gli indios, che sono stati tra l'altro distrutti nella campagna del deserto del General Rojas. Detto questo, il problema che c'è qua è un problema di sfruttamento delle risorse argentine da parte di alcuni gruppi stranieri e questo crea attriti. Questi gruppi, poi molti di questi stranieri contribuiscono nelle grandi città, nelle bidonville, ad aumentare la confusione, quindi c'è un problema che si lega alla la seconda domanda che tu mi hai fatto, che è quella della Sì. delinquenza, ovvero l'Argentina è un paese molto sicuro, molto tranquillo. Io ho potuto riscontrare gente qua che più di uno mi ha detto che rimpiangono il periodo della dittatura. Eh, quindi per far capire come la situazione, qua c'è un misto fra delinquenza, piccola delinquenza, delinquenza organizzata, narcotrafficanti, quindi mafie, è una struttura diciamo delinquenziale che va a inficiare, tocca tutti i gangli della società. E Milei è stato molto chiaro, lui ha una posizione assolutamente contraria a queste attività e quindi ha già detto che Legge e ordine, insomma. esatto, darà la priorità al rimettere ordine nel paese, ecco, evitare gli omicidi, i furti, e veramente la situazione è peggiorata tantissimo e quindi la gente lo sente e auspicano ecco, che Ecco, lui Caio, porti. l'ultimo tasto che vorrei toccare con te in questo quadro, poi salvo risentirci perché noi manderemo in onda anche i contributi audio-video che tu ci mandi mano a mano in questi giorni, perché credo siano interessanti. L'ultimo tasto, c'è un bell'articolo che ha pubblicato Italia Oggi, firmato dal nostro Antonino Danna, che lavora qui con noi anche a Radio Libertà, che è centrato sui rapporti con un altro illustre argentino che conosciamo tutti, Papa Francesco, no? Milei lo aveva definito l'imbecille che sta a Roma, emissario del diavolo, e il Papa Francesco aveva più modestamente definito Milei il pifferaio magico. Allora, l'emissario del diavolo, l'imbecille e il pifferaio si sono sentiti per telefono l'altro giorno. Più o meno sappiamo cosa si sono detti, però insomma, da lì come è vissuto l'avvento di Milei in relazione alla figura del Papa e che opinione si ha di questo Papa, se si può tirare una somma. Ci saranno opinioni contrastanti anche in Argentina, ovviamente, ma cioè, restituisci tu un po' la fotografia, Io da quello che quello che ho potuto ascoltare, vedere, ovviamente il Papa, essendo argentino, ha dato lustro agli argentini che vivono anche di queste cose, quindi non
se vincono il mondiale sono molto contenti, se c'è un papa argentino gli dà soddisfazione, però nonostante l'Argentina sia un paese molto cattolico, ci sono anche tante perplessità su questo papa. Le perplessità che poi vengono condivise anche nel mondo occidentale. Da molti viene definito un antipapa, da molti viene definito un sovversivo. I problemi che ci sono nella Chiesa, grandi nella Chiesa mondiale, si riflettono anche qua in Argentina. Ci sono sempre dei punti poco chiari che rimangono ancora da esplorare, da verificare. Ovviamente lui ci è andato giù molto pesante con il Papa in diverse occasioni. Poi penso che per Realpolitik e per, diciamo così, cercare di smussare gli angoli ci sia stato un riavvicinamento. Non so questo quanto possa essere veramente sincero oppure dovuto al fatto che comunque il Papa è che comunque è molto seguito in Argentina. Allora, ci avviamo a salutarci. Adesso vedo cerco in qualche modo di far vedere anche chi ci sta seguendo la copertina del libro da quale siamo partiti, Italiani d'Argentina, fai prima a farcela rivedere tu, Edi Storie, editore, lo trovate anche naturalmente online, credo, piuttosto facilmente, ce lo dici tu. Per chi dovesse seguirci, diciamo, da Buenos Aires, torniamo a chiudere ricordando l'appuntamento, la presentazione del tuo libro, quando verrà fatta, Caio, ricordiamolo. Allora, per chi fosse interessato a questo libro, in Italia è possibile acquistarlo, è edito da Edi Storie, entrando nel loro sito ci sono i libri. Per quanto riguarda le presentazioni, abbiamo la prima presentazione il venerdì, questo venerdì, domani, alla Unione Italiana e Lanús, e poi abbiamo un'altra presentazione alla Boca, alla famosa Boca del Riachuelo, e nella Unión La Molfettesa d'Argentina. Poi andremo a Mar de Plata, che è una città a sud, una località balneare, mercoledì 6, e oltre degli incontri che avrò con delle persone qua a Buenos Aires, avrò modo insomma di omaggiargli il libro. Il libro, come avevo detto in altre occasioni, è dedicato ai giovani principalmente, cioè alle persone che l'emigrazione non l'hanno vissuta, mentre i loro nonni l'hanno vissuta. E un compendio, un riassunto, perché sull'immigrazione si potrebbero scrivere, e si sono scritti dozzine, centinaia di libri. Quindi la caratteristica di questo libro forse è quella di riuscire in 300 pagine a descrivere quello che è stato uno dei fenomeni più complessi, importanti del XIX e XX secolo per la formazione di questo paese, ai quali gli italiani hanno contribuito in maniera molto, molto importante. Allora, io ringrazio Caio Mussolini, ti strappo anche una promessa, oltre di mandarci audio video che manderemo in onda, anche magari di portarci qualche interlocutore. Ci risentiamo e possiamo, prima che tu torni in Italia, sentire qualche voce da lì, tra quelle che tu reputi opportune e utili per far conoscere meglio il quadro attuale anche di questo paese e per entrare dal vivo in un momento di cambiamento, perché comunque l'elezione di Milei rappresenta un momento di cambiamento e di grandi aspettative, no? Come abbiamo avuto modo di osservare parlando con te adesso. Intanto grazie, ci risentiamo presto magari con qualche ospite, vedi tu, insomma, a tua libera discrezione. Grazie Giulio, Grazie. saluto gli ascoltatori, ci risentiamo presto. Grazie a Caio Mussolini.